A 3 settimane dal voto si fa più fitto il calendario di appuntamenti con i leader della politica attesi in Veneto. Il primo sarà Alberto Bombassei, industriale lombardo, candidato con la lista Monti, che è atteso sabato a Quinto di Treviso per incontrare gli imprenditori della Marca. Intanto a Padova Massimo D'Alema, uno dei leader del PD non ricandidati per il Parlamento, ha presentato il suo libro Controcorrente, occupandosi della situazione politica del Veneto, una delle regioni in bilico secondo i sondaggi. C'è una tradizione conservatrice molto forte, quindi che resiste anche alle prove del tempo, insomma, in parte. Io spero che noi riusciamo a scalfirla, resiste anche alle manifestazioni più sconcertanti, insomma, di malgoverno. La Lega invece smorza le polemiche sulle tensioni in Veneto dopo che il consigliere regionale Bozza, protagonista di un esposto alla finanza, ha anticipato che forse voterà per il PD. Il segretario Roberto Maroni afferma che non esiste un caso Veneto nella Lega. Flavio Tosi invece fa spallucce, sostiene il rinnovamento nelle candidature e insiste sull'ipotesi di Corrado Passera, attuale ministro, come candidato premier del centrodestra in caso di vittoria. Se dovesse vincere il centrodestra se ne parleremo. Io dico un nome, l'ho sempre detto, che è Corrado Passera, ma lo dico per una mia opinione, poi ce ne possono essere altre 1000, ma il problema non è il premier. Il problema è stabilire tempi e modi di fare le cose, perché sul federalismo, che poi era quello che sarebbe servito ancora anni fa per riuscire a ridurre la spesa pubblica e gli sprechi, dobbiamo stabilire cosa si fa e in che tempi, e si fa un patto. Se non si rispettano i tempi si va a casa. In attesa che Mario Monti arrivi in Veneto, alcuni suoi candidati si sono confrontati con un gruppo di docenti e ricercatori universitari che in 3 settimane hanno prodotto un libro di 280 pagine per commentare la cosiddetta agenda Monti, rilevandone pregi e difetti, punto fermo le riforme. Abbiamo deciso di raccogliere l'invito che il Presidente Monti aveva fatto di leggerla, riflettere e discutere. Noi abbiamo cercato di fare così e di rilanciare. Rilanciare vuol dire fare delle riflessioni che ovviamente debbono anche tradursi in critiche, perché altrimenti è privo di senso. Monti sarà in Veneto il 5 e 6 febbraio tra Treviso, Padova e Verona, mentre Beppe Grillo con lo Tsunami Tour toccherà tutte le province tra mercoledì 6 e lunedì 11.